Pietro Germi ha amato la Sicilia, l'ha raccontata, l'ha fatta conoscere al mondo sotto degli aspetti sicuramente diversi. A distanza di tutto questo tempo, è ancora attuale? Siamo a distanza di 50 anni dalla sua morte. Pietro Germi è stato sottovalutato dalla critica quando è stata in vita, quando ha operato, quando ha girato i film. Posso dire che è ancora attuale, i suoi messaggi, pensiamo per esempio al Cammino della Speranza, che ho rivisto prima di mettermi in macchina e raggiungere Favara. Secondo voi l'emigrazione degli anni 40 e degli anni 50 si è arrestata o è proseguita negli anni 60, 70, 80 fino ad arrivare ai nostri giorni, fino a coinvolgere i nostri figli che non sono più i minatori analfabeti del Cammino della Speranza, ma sono giovani, laureati magari al nord e che hanno la speranza nel cuore di ritornare al sud, a casa loro, con i loro genitori, dove sono cresciuti, dove hanno le loro radici e si trovano in un bivio. Che cosa faccio? Rimango al nord come mia figlia che se lo sta chiedendo, neolaureata, oppure scendo a casa? È un dramma ancora continuo. Perché hai sentito l'esigenza di scrivere un libro proprio su Pietro Germi? Questo libro nasce da un percorso particolare, un percorso terapeutico, nasce durante la mia permanenza a Bologna in 2 ospedali per un percorso oncologico. Mia moglie, per distrarmi da cure pesanti e da interventi complessi e anche loro pesanti, mi ha un po' preso per i capelli e costretto a iscrivermi in un corso di laurea online. Alla fine con grandissime difficoltà perché ero pieno di farmaci, ecco, e di dolori di ogni genere, sono riuscito ad arrivare alla fine. Alla fine significa proporre degli argomenti di tesi di laurea, ne ho proposti 5 e l'università ha scelto proprio quello su Pietro Germi. Ma non su Sciacca come avevo proposto. Io a Sciacca vivo e lavoro da 25 anni e Germi è molto presente perché a Sciacca ha girato 2 film, il primo del 1948, In nome della legge, e l'ultimo, Sedotta e abbandonata, del 1963. L'università ha scelto la tesi di laurea Pietro Germi e il suo cinema in Sicilia, dove ha girato ben 5 film. Tesi di laurea discussa esattamente un anno fa, a marzo del 2024. Quella ricerca, attraverso testimonianze, una complessa ricerca d'archivio all'interno di librerie, di tantissime biblioteche, la Cineteca di Bologna, quella ricerca è continuata nel tempo fino a diventare, ecco, un libro. È proprio questo quello che troveranno i lettori dentro? I lettori troveranno Pietro Germi e il suo legame, il suo attaccamento nei confronti di una terra che ha profondamente amato, una terra che ha descritto nel dramma, col pianto, una terra che agli inizi degli anni 60, con la svolta della commedia, è uscita sorridendo e facendo sorridere dei propri.